Buon pomeriggio dal telegiornale del Veneto. Ancora l'emergenza profughi in primo piano. Treviso è diventato un caso emblematico dove si intrecciano tensioni e polemiche. Stamattina proteste in città di un gruppo ospitato a Vittorio Veneto che denuncia lungaggini burocratiche e condizioni di vita non adeguate. Uno spaccato di una situazione complicata che vedrà arrivare in Veneto nelle prossime settimane altri 1500 rifugiati e i posti mancano. Matteo Mokorovicic. Vogliamo stare in Italia, dice Justin, che viene dalla Nigeria. Siamo qui per questo. E Abdelaijen, dal Gambia, dice che la Libia è piena di tagliagole, che è riuscito a partire e che ora vuole rimanere. Le ragioni di tutti le riassumono loro davanti alla prefettura di Treviso. Cartelli in mano sono alcuni dei profughi ospitati al CES di Vittorio Veneto, quelli che per protesta avevano bloccato la statale di Alemagna giorni fa e che oggi protestano ancora per le stesse ragioni. Burocrazia, condizioni di vita, lungaggini per avere i documenti. In sintesi le questioni sono tre. Primo, le pessime condizioni di vita all'interno del centro di accoglienza di Vittorio Veneto, dove ci sono oltre 120 persone ammassate in un posto molto piccolo. E lo stato di abbandono in cui si trovano, per cui non c'è personale competente che li sostenga nell'avvicinamento appunto al permesso di soggiorno, e tre, i tempi sostanzialmente lunghi della burocrazia che porta a 6, 8, 9 mesi l'incontro con la Commissione per i rifugiati. Una protesta che torna a scaldare gli animi proprio in relazione alla situazione dell'accoglienza in Veneto, con i sindaci che dicono di non farcela più ad ospitare e Roma che spiega chiaramente che i posti vanno trovati, per altri 1500 in tutta la regione. Il caso Treviso è emblematico delle difficoltà. 306 letti disponibili, già tutti occupati, e una previsione di accoglienza che dovrebbe arrivare a 675. L'aria in città si taglia con il coltello anche per le polemiche politiche. Le ha innescate il caso del pullman di profughi lasciato 24 ore in stazione senza destinazione per gli occupanti, finché non sono stati ospitati dal circolo culturale Hilal. Nel mirino è finito il prefetto Maria Augusta Marrosu, accusata di scarsa regia della situazione dalla senatrice del PD Laura Puppato, che presenterà un'interrogazione al ministro Alfano.